Chiara Dazzang, assessore allo sport del Comune di Udine, a una serata speciale qua nella Casa dello Sport. All'ASU premiati tanti campioni regionali. A lei è toccato quella Chiara Cainero, ma ce ne sono stati tanti, a dimostrazione che insomma a Udine lo sport lavora bene. Sì, assolutamente. È stata una serata magica un pochino perché, siete riusciti a raccogliere veramente, un parterre di interpreti dello sport incredibili, e non lo finisco mai di dire. Questa regione e il nostro territorio, il territorio del comune di Udine, non solo ha una storia importantissima, ma sta continuando ad essere fucina di talenti anche in questi cosiddetti sport minori che vorrei si smettesse di chiamarli in questo modo, perché non esiste una vera gerarchia. Abbiamo visto anche oggi, sentendoli parlare e vedendo con quanta passione ognuno di loro si è raccontato ed ha raccontato la propria esperienza, quanto diversi e quante competenze diverse questi sport facciano mettere in campo, e quante scoperte differenti all'atleta stesso facciano fare rispetto a se stesso e al contesto che vive. Quindi smettiamo di chiamare qualsiasi sport minore, perché la differenza la fa il contesto attorno a questo sport, e il contesto è fatto di persone. Persone in un contesto di sacrificio e passione, questo è l'anima dello sport. Esatto. Qualcuno ha detto, qualche giovane oggi ha detto, riesco bene perché mi piace. E questo è un segreto, la motivazione è un segreto, e da questo dovrebbero imparare tutti quelli che hanno la pretesa o il compito di insegnare. Quanto è importante la motivazione. La motivazione, sì, può essere innata, può essere naturale, ma la crea anche chi insegna. Quindi nello sport c'è il vantaggio, certo, che i ragazzi si avvicinano con una soglia motivazionale più elevata, ma tenerla alta è un privilegio per i tecnici, per gli accompagnatori e per tutti quelli che formano il contesto sportivo.